sul fiorito ameno prato, al dolce mormorar dei zeffiretti, dorme il caprà col fido cane al lato. E quindi al soffiar della zampogna danza le ninfe, danza il pastore del tetto amato all'apparir di primavera brillante. Zefiro dolce spira, poi ho voluto cambiare, ma contesa muove Borea il suo vicino, quindi Borea, vento del nord, Borea, emisfero boreale, no? Quindi un vento freddo, si va in contrasto con Zefiro, che è un vento un po' più tiepido, più caldo, e quindi cosa succede? Badabum, per forza, e allora dice, e allora faccio vedere nell'altro distico, dico, e piange il pastorello, perché sospesa teme fiera borrasca e il suo vicino.
tutte le sequenze, vero? Bravo, bel applauso alle nostre. Toglie alle membra lasse il suo riposo, il timor dei lampi e dei tuoni fieri, e delle mosche mosconi lo stuol furioso. Allora, che purtroppo i suoi timor son veri, tuonia e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spiche e ai grani alterni.
era il villanelle con balli e canti del felice raccolto il bel piacere. E del liquor di Bacco accesi tanti finiscono col sonno il loro bene. Quindi fa che ognuno tralasci balli e canti, l'aria temperata che dà piacere, e insomma è la stagione che invita tanti e tanti, d'un dolcissimo sonno al bel godere. Ma godetevi la musica.
escono fuori. Fugge la belva, ne seguono la traccia. Già sbigottita e languida minaccia di fuggire, ma oppressa muore. Agghiacciato, tremar tra nevi algenti, correr battendo i piedi ogni momento, al sever spirar d'orrido vento.
Al fuoco, inteso come focolare, no? La parola focolare, sapete, no? Lare erano le divinità protettrici della famiglia, fuoco, quindi focolare, l'ambiente così affettivo, no? Quindi passare al fuoco, i dì quieti e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben 100. Uscire dalle serrate porte, che sono quelle infernali, Sirocco e Borea e tutti i venti in guerra che si scateneranno adesso nelle sonorità che ci faranno sentire loro.
Questo è l'inverno, ma tal che gioia apporte. Maria Rita Schenato, e ne ha combinate di cotte di crude e va dal come? Ma non hai capito che io, guarda in questi occhi quanto io ti amo, oh, non hai capito, viene fatte di cotte di crude, così le chiamate voi, no? Ecco, e dopo guarda in questi occhi, no? Scordiamo, guarda in questi occhi. Guarda in quest'occhi
vedrò con mio diletto. Vai. Vedrò con mio diletto
Bene, allora noi vi ringraziamo della vostra partecipazione. Sicuramente è stato meglio venire a sentire noi che andare fuori a prendersi la pioggia. No, vi sareste bagnati, almeno qua non vi siete bagnati. Noi speriamo che vi siate divertiti, che abbiate gradito l'interpretazione delle nostre bravissime Maria Beatrice Boscaro, Maria Rita Spinato. Dopo ci sono anch'io, faccio un po' da corollario, Massimo Celegato, grazie. Ringraziamo ovviamente chi ci ha ospitato, il sindaco Damiano Ceron che ci ha addirittura ritardato la festa di suo figlio per il compleanno, vabbè, e quindi è veramente gentilissimo. Bravo. E ringraziamo l'assessore qui, gentilissima. Bene, arrivederci a tutti.